A Palma di Montechiaro è stata costituita l'Unione dei Comuni Sicilia Centro-Orientale finalizzata alla gestione e alla realizzazione del SIRO, il sistema integrato di rango urbano Sicilia Centro-Orientale, composto da 16 comuni. In 7 ieri hanno costituito l'Unione dei Comuni della Sicilia Centro-Orientale, in particolare oltre a Palma di Montechiaro, Aidone, Barrafranca, Grotte, Mazzarino, Piazza Armerina, Pietraperzia, per un totale di oltre 80.000 abitanti. A questi si aggiungeranno i comuni di Racalmuto e Riesi che firmeranno nei prossimi giorni, portando l'Unione dei Comuni a 9, per un totale di quasi 100.000 abitanti. Nei prossimi giorni, attraverso delle apposite convenzioni, sarà anche attivato il percorso con i comuni di Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Licata, Naro e Ravanosa. Tutto ciò al fine di completare la compagine individuata dalla Regione Siciliana per la costituzione del SIRU. Il 8 luglio 2024 nel Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro è stato sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni. L'Unione dei Comuni, che riguarda appunto il nostro SIRU, il sistema integrato di rango urbano, l'Unione dei Comuni si appresta a diventare l'autorità di gestione di questi importantissimi fondi che la Regione Siciliana mette a disposizione dei territori attraverso l'Unione Europea. Parliamo di decine di milioni di euro. Chi compone in questo momento l'Unione dei Comuni? Barrafranca, Pietraperzia, Aidone, Mazzarino, Piazza Armerina, Grotte e Palma di Montechiaro. Ho avuto il privilegio e l'onore e il ringrazio tutti i colleghi per la fiducia accordata di essere il presidente e il legale rappresentante di questa Unione dei Comuni. Nei prossimi giorni avremo l'ingresso anche di Racalmuto e di Riesi, e con i restanti 7 comuni che fanno parte del SIRO faremo un'apposita convenzione per inglobare all'interno di questa misura tutti i territori coinvolti. Un'altra pagina nell'esclusivo interesse del territorio è stata consumata. All'interno abbiamo 2 siti UNESCO, la storia del Gattopardo, abbiamo dalla costa alla montagna, qualcosa di veramente unico e meraviglioso che merita di essere valorizzato.